In 5.000 contro i 7.000 di Grillo a sfidare il freddo e l'ora tarda. La sfida dei numeri Renzi non la vince con i leader del Movimento 5 Stelle, ma il Partito Democratico di Padova porta comunque a casa un successo. Poteva infatti essere un flop ed invece la gente in piazza ci è venuta. Il PD vuole conquistare il Veneto, regione chiave per il Senato, oltre che il governo del paese, e mette in campo l'unica persona in grado di parlare all'elettorato deluso di centrodestra della Lega per intercettare il loro voto perché non finisca nell'urna di Grillo. Quello di Grillo è un voto di protesta. Noi vogliamo stare a utilizzare il voto per indignarci, per arrabbiarci, per dire basta, non ne posso più, oppure vogliamo costruire e governare il futuro dell'Italia. Tra una battuta e un'altra su Berlusconi, Calderoli e lo stesso Grillo, di cui ricorda gli anni in cui aveva credi diversi, ricorda agli elettori di centrosinistra di essere umili. Non ironizziamo quando c'è un elettore che ha votato Lega e che è deluso. I voti dei delusi dell'altra parte vanno presi, perché è l'unico modo per vincere le elezioni. Se non si va a prendere i voti di chi non ci ha votato l'altra volta, non vinceremo mai. E in questo Veneto per vincere è più che mai importante superare la Lega, un sorpasso ormai nell'aria, anticipa dal palco il sindaco di Padova, Zanonato. Sapete che in Veneto siamo un soffio da raggiungere e superare la Lega e il partito il cosiddetto partito della libertà, il PDL. Eravamo un soffio prima che arrivasse Matteo Renzi e credo che questo soffio con stasera potrebbe essere arrivato. Potremmo superarli. Renzi trascina la piazza ricordando loro che non sono clienti, consumatori o utenti, ma che loro per primi possono fare politica, non tanto conquistando un posto a Roma, ma diventando loro per primi promotori di un'Italia giusta. Si può andare a casa dal vicino di casa che magari si vuole astenere, o dal collega che dice che sono tutti uguali e che voterà Grillo, o dal deluso della Lega che dice non mi fido di voi, o dal deluso di Berlusconi che dice perché voi avete un pregiudizio nei miei confronti. Questo rischiamo di averlo. Il Veneto grimandello per la vittoria, l'invito è a crederci fino in fondo. Io penso che la partita in Veneto sia aperta, nonostante i sondaggi, anzi alla luce dei sondaggi delle ultime ore, proprio per questo, perché una parte degli elettori della Lega e anche del centrodestra, non potendo o non volendo rivotare Berlusconi, si sta spostando su Grillo. Io spero che una parte di questi li intercettiamo noi. Se li intercettiamo noi vinciamo il Veneto e quindi vinciamo l'Italia.